Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Subito le notizie principali di oggi. Comiso schiacciato da un tir al lavoro, morto un operaio di 53 anni. Secondo una prima ricostruzione il terribile incidente sarebbe avvenuto nel piazzale di un'azienda vinicola. Dall'inizio dell'anno in Sicilia sono 19 le vittime sul posto di lavoro. Chiude nuovamente la discarica di Lentini, l'emergenza rifiuti non è finita. L'area di stoccaggio è quasi satura. La soluzione tampone trovata dal governatore Schifani per risolvere la crisi è durata solo pochi giorni. Catanesi furiosi costretti a fare la fila al comune dopo aver ricevuto avvisi tari già pagati. Sul caos rifiuti interviene anche il vescovo che esorta tutti a differenziare la spazzatura e a non sporcare la città. La tragica morte di Oriana Bertolino, nota pallavolista, precipitata da una scogliera sull'isola di Gozo a Malta, sconvolta la comunità di Marsala. Non si placa la polemica sulla festa abusiva interrotta all'isolotto di Isola delle Femmine, riserva naturale. Invasione inaccettabile, denuncia la LIP. Si aggrava l'emergenza idrica in Sicilia, da oggi anche Trapani è senza acqua. Il sindaco Tranchida chiede la riattivazione del dissalatore. Il calciomercato, il Palermo è già a un passo dall'acquisto del difensore Nicolao. In casa Catania il direttore generale Carra ha resciso mentre il terzino sinistro Anastasio è vicino alla firma. Ancora una morte sul lavoro, un operaio è rimasto schiacciato da un tir in manovra nel piazzale della cantina Avide di Comiso, nel Ragusano. Dall'inizio dell'anno, dai dati dell'INAIL, sono 19 le vittime sul posto di lavoro. Veronica Barbarino. Morire di lavoro in Sicilia è successo un'altra volta stamattina a Comiso, nel Ragusano. Un operaio di 53 anni, Salvatore Gianpiccolo, è rimasto schiacciato da un tir. Tutto è avvenuto in pochi attimi. Il dipendente della cantina era uscito sul piazzale per aiutare il mezzo pesante nella manovra, ma il tir lo ha investito e travolto con le ruote posteriori. Inutili soccorsi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Comiso e lo Spresal per i controlli sulla sicurezza del lavoro. Nel piazzale non ci sono telecamere e non ci sono testimoni. Se ci fossero tutte le attenzioni e soprattutto i dispositivi di sicurezza, ma i piani di sicurezza per quelle aziende dove appunto ci sono le manovre, ci sono i mezzi pesanti, ci sono i mezzi di trasporto, se si applicassero le normative e soprattutto le regole per la sicurezza stabiliti dai documenti di valutazione del rischio, questo non accadrebbe. La salma adesso si trova nell'obitorio del cimitero di Comiso. Solo 2 giorni fa a Canicattino e l'Agrigentino un operaio di 20 anni è morto mentre era al lavoro in un capannone di un'impresa edile che produce manufatti in calcestruzzo. È stato travolto da un carrello elevatore che stava manovrando e pare che il peso del carico abbia fatto ribaltare il mezzo. Secondo i dati INAIL, i morti sul lavoro in Sicilia dall'inizio dell'anno sono stati 19. Non c'è pace per la discarica di Lentini e per i 200 comuni della Sicilia sud-orientale, tra cui Catania, che da domani si troveranno a dover affrontare un'ennesima emergenza rifiuti. L'area di stoccaggio è quasi satura, immediata la risposta della Regione che apre un vertice per trovare un'ennesima soluzione. Eva Spampinato. L'area di stoccaggio dei rifiuti è quasi satura, così da domani chiuderà nuovamente la discarica di Lentini e 200 comuni siciliani, compresa Catania, si prepareranno a vivere un nuovo incubo rifiuti. È durata solo pochi giorni la soluzione tampone trovata dal governo Schifani per risolvere la crisi della Sicula Trasporti. L'impianto di trattamento meccanico biologico della raccolta indifferenziata della discarica della Sicula Trasporti di Contrada Codavolpe a Lentini
torna a chiudere. Gli amministratori giudiziari della struttura spiegano che dopo aver riavviato l'impianto di TMB il 26 giugno scorso, in applicazione di un provvedimento del Presidente della Regione Siciliana, che è anche commissario per l'emergenza rifiuti nell'isola, hanno ricevuto la disponibilità al conferimento e all'avvio delle procedure di omologa da sole 2 delle 4 società gestori di discariche citate dall'ordinanza, la Impianti SRR Ato 4 di Caltanissetta e la Catanzaro Costruzioni. In considerazione di questo e della conseguente saturazione degli spazi disponibili per lo stoccaggio dei rifiuti, scrivono gli amministratori, la società non potrà materialmente proseguire l'attività di trattamento e quindi di ricezione oltre il 2 luglio del 2024. Si chiede con urgenza, conclude il documento, una visita ispettiva per constatare quanto affermato da parte degli organi di controllo del territorio. La Regione intanto apre un vertice e mobilita gli uffici per trovare una immediata soluzione. La vicenda di Lentini conferma la strategicità della realizzazione dei 2 termovalorizzatori già finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione, sottolinea Schifani, la cui operatività spazzerà decenni di errate politiche sui rifiuti, figlie di assenza di coraggio in scelte strategiche che andavano assunte in precedenza. Cartelle pazze Tari, mattinata ad alta tensione a Palazzo dei Chierici, sede dell'ufficio tributi. Catanesi infuriati per le modalità di riscossione e per il servizio poco efficiente. Tonino De Mana. Entrano ed escono senza sosta da Palazzo dei Chierici, ma basta guardarli in faccia per capire che non si trovano lì per turismo. Sono esasperati e di umore nero. In mano non hanno il telefonino per scattare qualche foto, ma un avviso di pagamento Tari o IMU, uno dei tanti arrivati a decine di catanesi. Ecco spiegato il continuo andirivieni presso la sede dell'ufficio comunale dei tributi, preso d'assalto dai contribuenti e dove il clima di tensione è palpabile. Telecamere e microfoni non graditi, ci viene chiesto di non entrare, anzi il portone dello storico edificio viene socchiuso, anche filmare dall'esterno non è consentito. Poco male, tanto chi deve lamentarsi lo fa ugualmente. A me hanno sbagliato completamente persona, cioè hanno intestato la tassa a mia sorella. Ho chiamato 250 volte, ho anche registrato sul telefono le registrazioni che via via alle persone mi rispondevano. Mi hanno dato almeno 10 numeri, li ho fatti tutti, non mi ha mai risposto nessuno. Io non ho pagato l'IMU del 2017 per il garage, ho pagato solo quello dell'appartamento. Ora mi arriva una notifica che io appartamenti ne ho 2, se ne ho 2 io vorrei venderlo l'altro che non ho. C'è gente che ha 5-6 figli e paga quanto me che sono sola. Mi dicono perché c'ho una casa di 4 vani, ma che senso ha? L'ho comprata 30 anni fa. Abbiamo una città veramente che fa pena. Io pagare tutto su dovere, però voglio il resoconto di quello che pago. Ma di un biglietto di visita è la pulizia. Una doppia beffa in una città che certo non brilla alla voce pulizia. E sul caos rifiuti a Catania interviene anche l'arcivescovo Renna, che esorta tutti a differenziare la spazzatura e a rispettare la città. Vediamo. Eccellenza, che effetto le fa vedere la città di Agata ricoperta di spazzatura? Certamente è un segno di noncuranza, per questo il mio appello è: difendiamoci dalla nostra noncuranza. Si possono avere ragioni quasi di ripicca nel dire gli altri non fanno la raccolta, non la faccio neppure io, però le persone responsabili non ragionano in questo modo. Le persone responsabili hanno a cuore l'igiene, che è una cosa che se perde una persona la perde un'intera comunità, l'immagine perché se la perde un quartiere la perde tutta la città, una città che vive per lo più anche di turismo ed è brutto presentare alcune zone in un certo modo. Una città che deve avere l'orgoglio di sentirsi una comunità. Non posso dire non mi interessa se faccio parte di una comunità. Tra 50 giorni Sant'Agata sarà tra la sua gente. Che Catania troverà? Quella che noi vorremmo. Sarebbe poco bello andare verso
la cattedrale passando tra comuni di rifiuti. Magari non ci saranno proprio al centro, ma ci saranno in tante zone che sono catanesi. Sant'Agata non è solo di Piazza Duomo o dei quartieri centrali, è la santa di tutta la città. E in nome suo, in nome del suo amore a tutti i catanesi, che io rivolgo questo appello. Facciamo questo salto di qualità, rendiamo più pulita Catania, rendiamo più pulita la città di Sant'Agata è nostra. E torniamo a parlare della strage di Altavilla. La procura di Termini Imerese in questi mesi di indagini avrebbe ricostruito quanto successo. I PM hanno depositato gli atti che racchiudono 3 mesi di indagini. Il racconto di Giovanni Barreca e della figlia minorenne è stato incrociato con i risultati delle autopsie e i tanti file estratti dai cellulari, dai computer e dai social. Secondo quanto emerso finora, Sabrina Fina e Massimo Carandente, che si sono sempre dichiarati innocenti, avrebbero diretto l'esorcismo, ma i due danno la colpa a Barreca e alla figlia, che ha raccontato le torture alla madre, il cui corpo fu bruciato. Il secondo a morire fu il piccolo Emanuele, legato al letto con delle catene, e poi Kevin. Una tragedia in piena vacanza, orribile fine di una 31enne di Marsala che a Malta precipita con il quad dalla scogliera. Marco Carli. Una vacanza, un momento di felicità e di libertà finito in tragedia. È morta durante un'escursione in quad sulla scogliera della cosiddetta Valle del Sale a Malta Oriana Bertolino, una ragazza piena di vita, così la definisce chi l'ha conosciuta, con molti interessi, la pallavolo, gli animali, i valori dell'esistenza. Un'esistenza spezzata in un attimo. Qualcuno dice perché la guida aveva paura di arrivare tardi e perdere il tramonto e induceva il gruppo ad accelerare. Forse questo, forse altro, come un problema allo sterzo, hanno impedito al conducente di fermarsi in tempo prima della fine della scogliera che si affaccia sul mare. Chi guidava il mezzo è sotto shock ma illeso. I social sono pieni di pensieri dedicati ad Oriana. Ti ricorderemo sempre e saremo pronti a portarti come esempio per le nuove generazioni, dice il presidente del Marsala Volley Massimo Alloro. Messaggio di cordoglio anche della federazione regionale con il presidente Antonio Locandro in prima fila. Questo è il ricordo di una compagna che condivideva anche il lavoro di coach con le giovanili. Tutta la pallavolo marsalese, ma non solo marsalese, conoscevo Oriana e quello che ha fatto per noi. Mai potevo pensare di dover registrare questo messaggio. Ti vogliamo bene, Oriana, e vivrai per sempre in noi, nel cuore delle nostre bambine. Oriana ha trovato la morte sull'isola di Gozo, un salto di oltre 25 metri direttamente in mare, quello che ha ucciso la donna che aspirava ad una carriera come allenatrice. Nello stesso punto, nel 2018, morì un turista svizzero. L'ambasciata italiana a Malta ha tenuto il contatto costante con la famiglia della vittima, travolta da un immane dolore. Weekend di sangue ad Agrigento, 2 ragazzini sono morti in uno scontro fra scooter, e altri 2 giovani sono rimasti gravemente feriti. Davide Sardo. Altri fiori sono stati deposti sul luogo del tragico incidente stradale domenica notte al viale delle Dune a San Leone. Sono morti Salvatore Vetro, 20 anni, e Salvatore Barba, 33 anni, entrambi di Favara, deceduti all'ospedale di Agrigento al San Giovanni di Dio. Altri 2 favaresi, anche loro sui 2 scooter che si sono scontrati violentemente, sono stati trasferiti, uno di 22 anni al Civico di Palermo in neurochirurgia a fronte di un'emorragia cerebrale e l'altro di 28 anni alla Santeria a Caltanissetta per la frattura di una vertebra. Le condizioni cliniche sono stabili seppur nella loro gravità. Vetro è morto poco dopo essere giunto al pronto soccorso nonostante i tentativi di rianimazione. Barba è stato operato per tamponare un'emorragia cerebrale, ma è morto anche lui sotto terapia intensiva. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta. I 2 mezzi sono stati sequestrati. Non si placa la polemica sulla festa abusiva interrotta all'isolotto di Isola delle Femmine, riserva naturale. Invasione inaccettabile, denuncia la LIPU. Lorena Dolci.
Bastava la musica, se non l'assembramento, a spaventare gli uccelli che su questo isolotto, Isola delle Femmine, nidificano proprio in questa stagione. Festa o videoclip, resta l'incursione di un centinaio di persone identificate dalla Guardia Costiera che ha interrotto il festino in corso, una festa di compleanno organizzata dai fratelli gemelli, i medici Vito e Antonio Triolo, non nuovi ai grandi eventi. Non era una festa ma un videoclip per esaltare le bellezze dell'isola, si difende oggi il DJ, nome d'arte Maurizio, ex dipendente fra l'altro proprio della Guardia Costiera, oggi in pensione. Avevano l'autorizzazione da parte della proprietaria dell'isolotto, la marchesa Paola Pilobacci, e mi era stato garantito che erano stati avvertiti l'ente gestore. La Lipu invece ribadisce di non essere stata informata. Francamente un evento del genere, per di più condotto in piena stagione riproduttiva della fauna selvatica, quando noi vietiamo l'accesso alla riserva, veramente non ha spiegazioni e non ha logica, un'attività che non può essere autorizzata e non poteva essere autorizzata, infatti, di cui noi non sapevamo nulla. Quello che i militari hanno trovato è stato un tappeto di cicche, bicchieri di plastica, bottigliette e legna accatastata per fare un falò. Un'invasione inaccettabile, interviene Danilo Selvaggi, direttore generale della Lipu. Qualcuno dei partecipanti aveva un cartello con scritto Save the Planet. Può anche darsi che qualcuno fosse in buona fede, ma non possiamo più permettere nel XXI secolo che si invada così un'area protetta. Il deputato di Sud Chiama Nord, Ismaele Lavardera, ha annunciato una interrogazione parlamentare. E torniamo a parlare della strage di Palazzolo. Il piccolo Vincenzo sarebbe morto per annegamento e questa tra le ipotesi più accreditate emerse dall'autopsia, che è durata 1 ora e mezza. Sul corpo del bimbo di 10 anni pare non ci fossero particolari lesioni. I funerali potrebbero essere celebrati venerdì. In una Sicilia in preda alla crisi idrica a causa della siccità imperante si aggiunge anche Trapani, che da oggi chiude i rubinetti per consentire l'approvvigionamento e l'accumulo con l'acqua che verrà distribuita per zone. Laura Spanò. Trapani è l'ultimo capoluogo della Sicilia che si aggiunge alla lunga lista delle città che presentano criticità nell'approvvigionamento idrico dovuto alla grave siccità che sta colpendo da mesi l'isola. L'amministrazione tranchida è ricorsa ai ripari predisponendo una nuova turnazione con l'acqua al momento a disposizione. Siamo stati costretti a far saltare un turno e dunque accumuliamo al massimo in modo tale da consentire ai serbatoi un'operazione tecnica che si chiama di sfioro, in modo tale da riempire già le condotte, così quando abbiamo i serbatoi l'acqua arriva subito a casa di tutti. L'approvvigionamento in una serie di posti del Trapanese, a Campobello di Mazzara e uno nel cuore della città, ma i quantitativi sono molto bassi e il timore è uno in particolare. Che il fenomeno siccità poi a poco alla lunga arrivi anche a colpire i nostri pozzi, così come gli invasi superficiali, laghi e dighe ormai sono prosciugati. Per il sindaco la soluzione sta nel grande bacino naturale, cioè il mare. Riattivare il dissalatore che è stato dismesso e lasciato in condizioni di abbandono da parte della regione 18 anni fa, che è proprio nel cuore della città di Trapani, quando funzionava riusciva a dare al 50% della provincia di Trapani acqua a sufficienza. Intanto però nel resto dell'isola non va meglio, animali che bevono nel fango, laghi prosciugati, foraggi e grano azzerati, allevatori e agricoltori in ginocchio, turisti che disdicono o addirittura scappano dai luoghi di villeggiatura come nell'Agrigentino da mesi senza acqua, e poi strutture mediche a rischio. Le maggiori criticità al momento riguardano le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e in misura minore quelle di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa. Nel giorno di allerta arancione per rischio incendi nella parte occidentale della Sicilia, a Palermo l'amministrazione comunale ha presentato il piano antincendi 2024, più uomini e più telecamere per prevenire i roghi dolosi. Marco Cullà. Era il 25 luglio dell'anno scorso e una serie di incendi mise in ginocchio la città di Palermo e provincia. Danni, distruzione, morte. Con l'aumento netto delle temperature e il vento di scirocco, il timore che tutto possa ripetersi
come un film già visto. Questa mattina è stato presentato dall'amministrazione comunale di Palermo il piano antincendi per provare a contrastare il fenomeno con maggiore risolutezza. La novità principale è che ci saranno squadre con volontari appartenenti alle istituzioni che, al verificarsi dei focolai, saranno in grado di intervenire con maggiore prontezza e maggiore efficacia. Prevede una serie di azioni legate al costante controllo del territorio attraverso apposita sensoristica e anche con alcune telecamere termiche che riescono a svolgere un telerilevamento su base appunto del dato termico e delle variazioni termiche. E poi telecamere, oltre ad una serie di sistemi di rilevazione incendi. Il sistema è attestato alla control room. Alla control room arrivano i segnali video e termici delle immagini del territorio, quindi una doppia captazione, tanto video quanto termica, e un sistema che automaticamente manda in allarme al verificarsi di ogni singolo fumo piuttosto che ogni singolo fuoco. Quasi 40 anni di carriera, quelli di Zucchero, festeggiati con un tour mondiale che ieri sera ha toccato anche lo stadio Franco Scoglio, dove sono arrivati da tutta la Sicilia, dalla Calabria, ma non solo, una notte di emozioni e un sound unico. Francesco Triolo. Con le mani sporci, le cipolle. Un viaggio nel tempo e per il tempo, 35 anni di carriera, un'overdose di musica, quella che Zucchero ha portato sul palco dello stadio San Filippo. Il suo blues popolare, immortale, coinvolgente, è arrivato nel buio per riempire la notte di quel sound che l'ha reso famoso ed apprezzato in tutto il mondo. E si respirava un'aria diversa, un concerto dalle musiche immortali, una scaletta scoperta pezzo dopo pezzo, accompagnato da una band che lo segue quasi istintivamente. Baila morena, sotto questa luna piena, under the moonlight. La sua voce da vecchio whisky, l'accoglienza timida da valdostani, quasi intimoriti 30.000 del concerto messinese, arrivavano un po' da tutte le parti, Sicilia, Malta, Calabria, poi la dichiarazione d'amore, il passaggio alle sue melodie, coinvolgente con le note di Diavolo in me, Per colpa di chi, emozionante nel duetto virtuale con Luciano Pavarotti sulle note di Miserere, immancabili i pezzi più celebri del repertorio come Diamante, Mente Rosmarino, oltre 2 ore di spettacolo fatto di luci, colori, emozioni. Sotto questa luna piena, sotto questa luna piena, under the moonlight. Come on, yo! E adesso ci fermiamo, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calciomercato. Il Palermo è a un passo dall'acquisto del difensore Nicolao. In casa Catania il direttore generale Carra ha rescisso e il terzino sinistro Anastasio è vicino alla firma. Sergio Colosi. Al via le operazioni di mercato con le società professionistiche isolane che percorrono da tempo la strada verso i rispettivi obiettivi. Il Palermo ha ceduto Bro al Sud Tirol, rinnova per 3 anni Segre, probabile doppio colpo in difesa, Nicolao a breve l'ufficialità e si insiste anche per Ferrari. A centrocampo obiettivo Mazzitelli, in uscita Soleri e Aurelio con destinazione Spezia. Il 3 luglio la squadra si ritroverà in provincia di Brescia, prima del trasferimento a Livigno, sede del prossimo ritiro estivo che inizierà domenica 7 luglio. Dal Palermo al Catania, rescissione contrattuale per Luca Carra, che non è più il direttore generale del club rossazzurro. La sua sostituzione avverrà all'interno attraverso una redistribuzione di cariche. Catania è vicinissima al laterale mancino Armando Anastasio. Nell'ultima stagione 39 presenze e 2 reti nella Casertana. Etne in ritiro ad Assisi tra 2 settimane. Resteranno Castellini, Guaini, Cianci, forse Celli e Cicerelli.
Pirelli. Boa a mercato partirà se si troverà la soluzione giusta. Tello e Chiarella saranno valutati in ritiro. Faggiano si muove su più fronti. In attacco, ad esempio, a parte la definizione della trattativa per D'Andrea, allontanatosi artistico, ci sono varie soluzioni alternative. Da Trieste assicurano una potrebbe essere Lescano, così come è emerso il nome di Varella. Dalla Ternana piace Di Tacchio per il centrocampo. Il Trapani è costantemente attivo con un attacco nuovo che potrebbe essere Fall, Hudò e Canutè. Ancora fermo il Messina che deve sciogliere in settimana il nodo societario con il gruppo anglo-americano pronto a subentrare a Sciotto che terrebbe quote di minoranza. Primo storico successo per il Catania Football Club nel beach soccer. A Messina la squadra di Angelo D'Amico ha vinto la Coppa Italia trionfando ai supplementari 5-4. Francesco Triolo. Un derby tutto catanese per la Coppa Italia di Beach Soccer che è andata per la prima volta al Catania Football Club al suo primo trofeo della storia, battendo ai supplementari per 5-4 i favoriti del Catania Beach Soccer. Davanti ai 1200 spettatori della splendida cornice del Beach Stadium di Torrefaro di Messina è stata una partita bellissima che ha entusiasmato il pubblico al di là del risultato. Due squadre coraggiose e dotate di tanta fantasia, due gruppi solidi che hanno onorato la sfida grazie ai lampi di classe dei tanti campioni presenti sulla spiaggia. A Messina infatti c'erano i migliori protagonisti della disciplina provenienti da tutto il mondo e non poteva essere una finale banale, non lo è stata, con una girandola di emozioni che ha visto il Catania Beach Soccer scappare nel primo tempo, ma il Catania Football Club è rimasto aggrappato al match e ha rimesso sul pari la gara nell'ultima frazione. Nel tempo supplementare poi è stato Camillo Augusto a trovare la deviazione vincente sul tiro del portiere Gianpietro. Una finale marchiata a fuoco dai campioni brasiliani Eudin doppietta e Bruno Xavier. Il Catania Beach Soccer ha sfiorato la sua settima Coppa Italia, persa per una questione di centimetri. B. Martins è rimasta a secco fino alla finale, ha firmato una splendida doppietta ai momenti importanti del match, ma non è bastato. Anche Farigna si è sbloccato all'ultimo atto, mentre l'immenso difensore del Brasile Catarina ha segnato il suo terzo gol nella competizione. Tutto però si è deciso negli ultimi secondi per regalare la prima gioia alla squadra allenata da Angelo D'Amico. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.